Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, lunedì 20 luglio 2026. In apertura, nuova escalation in Medio Oriente. Trump colpisce duro Teheran, mentre lo stretto di Hormuz è in fiamme e il gas europeo sale fino a 60 euro. In Italia, il caso Mario Roggero arriva in Parlamento. Salvini e la Lega rilanciano la battaglia sulla legittima difesa. Maxi Blitz contro le baby gang. 539 arresti, 954 denunce e centinaia di profili social legati alla violenza. Alla Camera riparte il confronto sull'autonomia regionale, mentre il Parlamento discute la stretta su migranti, asilo e controllo dei confini. E ancora, scontro sul futuro dell'Unione Europea. L'Italia difende il diritto di veto contro il rischio di un superstato di Bruxelles. Questi i principali titoli. Ora spazio alle notizie e agli approfondimenti del nostro giornale. Trump colpisce duro Teheran. Hormuz in fiamme, gas a 60 euro. Donald Trump risponde all'uccisione dei militari americani. Per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari e reti iraniane usate contro la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica attacchi a petroliere e installazioni statunitensi, non tutti confermati da fonti indipendenti. La Casa Bianca parla di deterrenza e Marco Rubio chiede agli alleati di contribuire alla difesa delle rotte. In Italia il gas europeo è risalito a 60 euro per megawattora. Hormuz significa energia, trasporti, inflazione e competitività. Mario Roggero lega all'attacco. Salvini porta il caso in Parlamento. 14 anni e 9 mesi di carcere a 72 anni. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere di Bollate e la Lega porta il caso in Parlamento. La proposta di Claudio Borghi vuole ampliare la tutela di chi reagisce a un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio. Il Carroccio rilancia lo stop ai risarcimenti per i criminali colpiti durante un reato. La grazia spetta al Presidente della Repubblica e la proposta non è ancora legge. Resta la domanda politica. Può lo Stato essere più duro con chi subisce l'aggressione che con chi la provoca? Legalità e giustizia richiedono equilibrio e proporzione. Baby gang, Maxi Blitz. 539 arresti e violenza social. 539 arresti, 954 denunce e controlli in 44 province. È il bilancio del Maxi Blitz della polizia contro la criminalità giovanile. Tra gli arrestati ci sono 47 minorenni. Sequestrati oltre 700 kg di droga, 49 armi da fuoco e 87 armi bianche. L'operazione mostra anche il volto digitale delle bande. 973 profili social inneggiavano all'odio, alle armi e alla violenza contro le forze dell'ordine. 2 sono stati segnalati alla magistratura per un possibile oscuramento. Il crimine esibito online è un problema anche educativo e culturale. Servono controllo delle periferie, responsabilità delle famiglie e presidio delle piattaforme. Non tutti gli arrestati sono però minorenni e non è accertato che tutti i profili appartenessero ai fermati. Autonomia di nuovo alla Camera. La battaglia dei territori riparte. L'autonomia torna nell'agenda parlamentare. La Camera esamina gli schemi preliminari delle intese tra il governo e alcune regioni per attribuire ulteriori competenze ai territori. È una nuova tappa, non ancora il traguardo definitivo, della battaglia della Lega. Più poteri devono significare più responsabilità. Chi amministra deve poter decidere e rispondere ai cittadini di risultati, spese e servizi. Per le opposizioni crea privilegi. Per il Carroccio rompe il centralismo che frena i territori. Avvicinare le decisioni ai cittadini significa ridurre gli alibi della politica e misurare gli amministratori sui fatti. Ora le preintese devono diventare un percorso concreto e verificabile. Migranti, Parlamento verso la stretta. Confini e asilo in discussione in aula.
Migrazione e asilo tornano nelle aule di Camera e Senato. Il decreto in esame deve adeguare le procedure italiane al nuovo quadro europeo e rafforzare la capacità dello Stato di governare i flussi. L'obiettivo è distinguere rapidamente chi ha diritto alla protezione da chi entra senza requisiti, evitare procedure infinite e rendere effettivi i rimpatri. Senza regole credibili, l'immigrazione irregolare pesa su quartieri, servizi e forze dell'ordine. Il testo potrà cambiare in Parlamento. La linea politica resta però netta. Un paese deve poter decidere chi entra e chi esce, con regole chiare, controlli rapidi e tutela dell'interesse nazionale. Veto europeo, l'Italia decide. No al superstato di Bruxelles. La Camera discute le mozioni per superare il diritto di veto nelle decisioni dell'Unione Europea. La scelta potrebbe mettere l'Italia in minoranza su energia, bilancio, politica estera e sicurezza. I sostenitori della riforma affermano che l'unanimità rallenta l'Europa, ma la velocità non può sostituire la legittimità. Una decisione rapida, presa contro gli interessi fondamentali di uno Stato, non diventa automaticamente giusta. La cooperazione è utile quando tutela interessi comuni. Diventa centralismo quando concentra poteri a Bruxelles. L'alternativa è un'Europa di Stati liberi. L'Italia deve poter trattare e mediare, conservando il diritto di dire no. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Auto, fabbriche a rischio. Pechino avanza, l'UE arretra. 14.000 posti di lavoro a rischio in Italia. Stabilimenti sottoutilizzati e componentistica in sofferenza, soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La crisi dell'auto minaccia salari e territori. Angelo Colombini, sul sussidiario.net, ricorda che l'energia in Italia costa circa il doppio rispetto ai concorrenti e che l'automotive europeo, indotto compreso, occupa circa 14 milioni di persone. Il problema è impedire che la transizione diventi una resa industriale. Bruxelles ha imposto scadenze senza garantire energia competitiva, batterie, materie prime e investimenti. Intanto, Pechino sostiene i produttori, controlla una parte decisiva della filiera elettrica e avanza in Europa. Ristrutturare non può significare chiudere fabbriche europee e importare tecnologia cinese. Servono neutralità tecnologica, energia meno cara, tutela delle produzioni strategiche e accordi che impongano a chi vende in Europa di produrre in Europa. La transizione non può essere pagata dagli operai. Torniamo all'Europa dei territori. Don Sturzo contro il centralismo. Chi deve decidere? Bruxelles, i governi nazionali o le comunità vicine ai cittadini? Edoardo Gaia, sul sussidiario.net, rilegge Don Luigi Sturzo: lo Stato non deve sostituirsi a famiglie, comuni, associazioni e corpi intermedi. La società civile, scriveva Sturzo, è una società di società. È l'opposto del centralismo burocratico. Le decisioni vanno prese vicino a chi ne sopporta le conseguenze. Più autonomia significa più poteri e responsabilità. Chi amministra spende, decide e risponde agli elettori. Sturzo era europeista e atlantista, ma immaginava un'Europa rispettosa delle comunità. Un'unione utile coordina stati liberi. Un superstato che concentra competenze e cancella il veto allontana i cittadini. Il Mediterraneo, definito un epicentro europeo, chiede all'Italia cooperazione, energia, sicurezza e sviluppo anche con il piano Mattei. L'Europa si salva restituendo potere a cittadini e territori. E con questo si conclude l'appuntamento di oggi con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, stessa ora, sempre qui su Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.